Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata dei Pillole di Napoletano. Oggi andremo ancora più avanti nel nostro cammino relativo alle parolacce in napoletano e esamineremo un termine molto usato per indicare soprattutto una donna molto volgare, ma soprattutto che veste con un abbigliamento e con un trucco molto pesante, come si direbbe oggi, trash. Il termine in questione è brenzola. Particolarmente questo termine ha anche un corrispettivo maschile, brenzolo, o un aggettivo che è brenzoloso per indicare la condizione del soggetto. Il termine deriva dal latino, da brandum, e dalla derivazione italiana che sarebbe brandello. E con il termine brenzola si indica una donna sciatta, volgare, stracciona, donna che usa un linguaggio volgare oppure veste in maniera molto appariscente. Però brenzola non ha solo questo significato. In napoletano brenzola indica veramente brandello, nel senso è uscita una brenzole sola, è uscito un raggio di sole, per indicare che ne è uscito praticamente uno spicchio. Quindi ha un significato anche completamente staccato rispetto alla parolaccia in questione. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao brim!